da una parte l'euforia di chi sta pian piano riscrivendo la sua storia, dall'altra chi a piccoli passi sta stupendo tutti. Non è una partita come le altre, non si prepara una stagione per questa partita, perché queste sfide si preparano da sole. Il derby ti prende, ti coinvolge, ti trasforma, prima, durante e dopo. Si gioca palla su palla, non si fanno calcoli, si lascia sullo sfondo tutto quello che si è creato fino a quel momento. C'è chi lo chiama stracittadina, chi superclassico. La speranza è quella che possa essere soltanto devastante. Amici della divisione, buonasera da Lorenzo Savi, questa è Pomezia. Pagina 17 di 30 del campionato di Serie A di futsal. Fortitudo, Pomezia e così di Genzano è tante cose insieme e la più bella ce la dirà il campo. Le squadre ci sono, noi con loro, tutto quasi pronto e poi partiamo. Fortitudo Pomezia contro e così di Genzano. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, i loro saluti di rito, mancano soltanto le foto, poi le scelte dei due mister. Fari puntati su mister Marin, fresco di rinnovo fino al 2026, annunciato proprio oggi, spoilerato anche in conferenza stampa dal patron Tuccillo, che ha parlato più a lungo raggio dell'Ecocity, del progetto Ecocity, che non si ferma soltanto ad un anno. Ha detto è impossibile pensare di cambiare il mister quando ha questi risultati. E quindi proprio mister Marin, vediamo le scelte, si affida a Mammarella tra i pali, Fusari, Taborda, De Oliveira e l'ex Leonardo Micheletto a completare il quintetto. Dall'altra parte mister Angelini, ex di giornata, uno dei tanti. Si affida a Moliterno tra i pali, Mateus, Cutrupi, Lugero e Michelangelo. Il primo pallone del match sarà toccato e gestito dall'Ecocity, mosso da De Oliveira, il miglior realizzatore degli ospiti con 14 gol in stagione, reduce da una tripletta nell'ultima uscita. Anche lui ha parlato in conferenza in settimana, ha detto la squadra adesso sembra star meglio, mi dà fiducia, mi aiuta per come gioco, è stato facilissimo rinnovare. Parlando poi della partita di oggi ha detto sarà sicuramente molto difficile, ma andiamo lì per fare la nostra partita che inizia ora. De Oliveira la muove per Fusari, è iniziata Fortitudo Pomezia e così di Genzano. Micheletto scambia con Taborda, pressione subito forte del Pomezia, Mammarella costretta al rinvio, Cutrupi a metà, c'è Fusari che protegge la rimessa. E primi fischi destinati soprattutto a Micheletto. Mateus prima di De Oliveira, Michelangelo, Cutrupi, ancora il 14, trova Lugero, accomoda per Cutrupi, ma siamo già di là. Micheletto col mancino forte, non la tiene Moliterno, e poi Fusari da due passi manda fuori, primo squillo dell'Ecocity dopo 39 secondi. Moliterno lascia a Mateus, Michelangelo, sguardo a Lugero e palla di là. Ora ha cercato il 9, ha qualcosa da dire Taborda all'arbitro. Lugero va in porta, centrale. Mammarella lungo, De Oliveira con la testa, botta e risposta in 55 secondi. Due volte l'Ecocity, una volta la Fortitudo. Se questo è il biglietto da visita ci aspettiamo 40 minuti spettacolari. Micheletto, Taborda, riesce a passare, arriva Mateus senza badare allo stile.
Fusari, tocca per Micheletto, messo giù da Michelangelo, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Mammarella accomoda ancora per Micheletto, palla alta verso Fusari che lascia rimbalzare. Cutrupi la tocca prima, rimessa ai Cositi. Taborda sul punto di battuta, si muove Micheletto, servito, pensa anche alla conclusione, poi cerca il destro, Ruggero, anche qualcosa da dire a Micheletto, la rimessa però è per il 77. Ora Cutrupi, il break della Fortitudo, Cutrupi prova ad andare, Taborda come riesce, palla per De Oliveira, doppia suolata, sta arrivando Fusari, torna Ruggero e poi Matteus alla meglio, rimasta a terra Cutrupi, Matteus va in porta. Mammarella si oppone, rimessa Fortitudo e primo richiamo anche per Ruggero da parte del signor Cannistra della sezione di Catanzaro, che con Ugo Ciccarelli della sezione di Napoli e Angelo Bottini al crono compone il terzetto che guida oggi la gara. Si rialza Cutrupi, però deve lasciare il campo dentro Bueno che la tocca su Matteus. Michelangelo contro Micheletto, cambiolato ancora dal 26, in banda su Ruggero Lopez, protegge il 9, chiede un movimento diverso a Matteus, arriva Michelangelo, consueta giocata del 14, suolata e destro, solo esterno della rete. E allora Mammarella ha già rimesso in gioco, Micheletto a memoria nella terra di Ruggero, Michelangelo sotto la suola, amministra e poi va da Matteus. Bueno dopo rimpallo su Taborda, scarico su Michelangelo, poi Matteus entra nel campo, torna dal 14, si muove Bueno, cercato e trovato, Bueno rischia un po', Taborda preciso, altro richiamo per Ruggero. Sia Marin che Angelini già in partita. Marin in questo momento sta dando indicazioni alla panchina, Angelini ha qualcosa da ridire invece al direttore di gara. Spalla a spalla regolare secondo il direttore di gara, ha preso però una botta Michelangelo. Bisogno dello staff medico. Dentro Nicola Butrignelli, speriamo non sia nulla di grave per il numero 14, però sembra rialzarsi. Micheletto, Taborda, ancora Micheletto, scarico per il 14, Micheletto incontro, Taborda, duettano e poi terzo uomo di Oliveira, messo giù da Matteus con un fallo, il primo della gara. Fusari, tocco per Micheletto, in banda, cercato e trovato De Oliveira che prova a girarsi, Matteus preciso sul pallone, riesce anche a giocarlo di là. Bueno ci ripensa, vuole l'isolamento in banda, prova ad andare, De Oliveira non si fa superare, allora 2 contro 1 di là, servito Fusari, col mancino Fusari,
Molitierno pare in uscita, è rimasto a terra De Oliveira. Ancora a terra il numero 11, arriva ora l'ok per far entrare chi di dovere in campo. Colpito forse sul naso. Continua a muoversi anche Mammarella per evitare di uscire dalla partita sia fisicamente che mentalmente. Inizio molto spezzettato dopo quei 55 secondi di fuoco, con occasioni da una parte e dall'altra, poi tante interruzioni. Dentro Nem per De Oliveira e dietro Dudu per Mateus nella Fortitudo. Angolo e Cositi, Nem scodella fuori per Taborda al volo, torna Nem sul secondo palo che si divora il gol del vantaggio trovando anche una deviazione. Ancora angolo per l'Eco City. Taborda la vuole sul mancino, indica il piede debole a Nem, la palla arriva comunque a Taborda che va col destro, deviazione di Cutrignelli. Serve un guizzo di Molitierno per evitare alle Così di andare avanti. 16:42 da giocare. Ha approcciato meglio la squadra di Marin. Nem fuori, Micheletto murato, ancora rimessa sempre Nem a muovere il primo pallone. Eccolo il 27, sterzata su Cutrignelli, dentro per Fusari che se la va a riprendere cercando anche il fallo di Cutrignelli che arriva ora non contento. Comunque sono due i falli della Fortitudo. Fusari prova a passare su Dudu, il fischio qui non c'è, c'è soltanto la rimessa. Raubo, Bueno e poi Dudu. Ancora il numero 11 centralmente, lascia per Raubo, cambiolato per Dudu, si muove Cutrignelli, Micheletto intercetta, applaudito da Fusari. Cercato e trovato Cutrignelli che fa sportellate con Nem, la palla è uscita e la rimessa è per l'Eco City, dentro anche André Fantesele, un altro dei pezzi da 90 del roster a disposizione di Mister Marin. Micheletto, palla verso Nem, Cutrignelli in qualche modo, Fantesele con calma, duetta con Taborda, ancora il 99 in banda, ora entra nel campo, terzo uomo Micheletto anticipato da Raubo, alla meglio il 77, la palla ancora dell'Eco City, Taborda si ferma, ci ripensa, Fantesele col controllo orientato, Micheletto, ancora Fantesele, prova ad autolanciarsi, il campo però non c'è, allora riparte la Fortitudo con Bueno che vorrebbe più distanza. Cutrignelli da Raubo, evita che il pallone termini in out, ancora Cutrignelli, Bueno in banda verso il numero 17 che arriva in estirata a calciare, pallone largo che Mammarella è pronto a rimettere in gioco caricandolo su Nem, alza la testa, trova De Oliveira, controllo col petto così e così,
torna Dudu, ancora De Oliveira a lottare, la porta sul destro De Oliveira, guadagna il massimo. Nem, palla per Romano e chiede un tocco finale non ravvisato dall'arbitro. Bueno, sulla pressione di Fantesele, trova Raubo tra le linee, poi Matteus prova ad autolanciarsi, poi si ferma e va da Dudu, ora da Bueno, c'è Fantesele sulle sue tracce. Bueno, Dudu, Matteus, ancora per Dudu, Raubo, Matteus entra nel campo con la prima suolata, poi rischia col passaggio, allora De Oliveira, 3 contro 3 di là, Nem, controllo col mancino, non riesce a calciare per il ritorno provvidenziale di Bueno, che poi lascia il campo a Kudrupi. Matteus ha comunque allontanato, 14:16 sul cronometro. Chiede calma mister Marin in silenzio ed è una notizia. Mister Angelini, Fantesele, Nem incontro, Scodella, dove però c'è solo Molitierno. Raubo, Matteus, si è sganciato Gattarelli, lo ha visto Raubo che preferisce però tornare da Kudrupi nello spazio. Kudrupi arriva a Mammarella a leggere in anticipo le intenzioni del numero 18 della Fortitudo e quindi chiude prima che la palla termini al 16 Christopher Kudrupi. Kudrupi la muove su Matteus, doppia solata, Kudrupi pensa anche alla conclusione, poi Gattarelli con un destro sgonfio che Mammarella può bloccare senza troppi problemi. Nem con la sterzata, Fantesele sfida Kudrupi, Romano a 2 tocchi, Matteus prima di De Oliveira, trovato Raubo che lotta con Romano, vorrebbero un fischio che non arriva, allora Matteus sfida De Oliveira, la sposta, pensa anche alla conclusione, il destro di Matteus che stappa il derby all'improvviso, 1-0 Fortitudo. Per la Pomezia, il numero 26, Reinaldi! 13:21, cambia il parziale a Pomezia, ha segnato la Fortitudo grazie all'invenzione di Matteus che ora va a commettere fallo su De Oliveira che ha già giocato. Allora poi Nem contro Kudrupi, terzo fallo della Fortitudo. Matteus croce delizia, chiede anche scusa alla panchina dicendo siamo a 3, colpa mia. Vuole la pressione Angelini, Matteus prima di De Oliveira, sbaglia il controllo e palla in out. Nem, Fantesele, la lascia a Romano, c'è un fischio, stavolta il fallo lo ha subito Matteus. Primo fallo per l'Eco City, ha già battuto anche la Fortitudo. Matteus prova ad andare su Ruggero, ancora De Oliveira, ultimo tocco, sempre il suo. Gattarelli, Kudrupi, viene incontro Gattarelli come può per Ruggero, la tiene sotto la suola, riesce a servire Kudrupi col tocco sotto, Mammarella si oppone. Che occasione per la Fortitudo, mani nei capelli per mister Angelini.
che comunque si complimenta con Ruggero Lopez per il lavoro di protezione e di assistenza. È mancato un po' di cattiveria forse a Cutrupi, che ora va a scodellare verso Ruggero. Romano ci mette il gambone. Rimessa Fortitudo, non sembra voler abbassare i ritmi nonostante il gol di vantaggio alla Fortitudo. Cutrupi cercato nello spazio, pallone irraggiungibile. Torna Micheletto, tornano i mugugni da parte del pubblico. Taborda, Micheletto, ancora il numero 14, viene incontro De Oliveira, deve abbassare tanto, poi Micheletto, gran giocata su Gattarelli, la palla è uscita o forse è stata segnalata già fuori prima del contatto con Gattarelli. Mi viene comunque una rimessa in favore della squadra di Angelini, battuta da Gattarelli e gestita poi da Matteus, che trova Ruggero, che prova a calciare. Murato data a Borda, angolo Fortitudo. Matteus fuori per Ruggero, Murato, poi Cutrupi verso il numero 26, autore del gol del vantaggio, che va a provarci col mancino. Stavolta il tentativo finisce largo e allora siamo già di là. Micheletto cerca De Oliveira, Moliterno arriva prima e blocca. Ammonito Angelini, che avrebbe voluto un provvedimento disciplinare per De Oliveira. È il secondo fallo che fa, dice Angelini, calmato ora da Mentasti. È rimasto comunque a terra Moliterno. Istruzioni di Marin a Matilara. Genzano che arriva a Pomezia da 2 vittorie consecutive esterne, 5 risultati utili in fila. In settimana il patron Tuccillo ha sottolineato come questa squadra ora sembra essere uscita da un momento di blackout, un mese e mezzo di blackout. Ha detto abbiamo avuto, adesso ho rivisto la squadra che conosco, ho rivisto la squadra serena. E anche lui chiaramente ha parlato di questa partita dicendo che non sarebbe stata facile, infatti fino ad ora sembra essere proprio così. 11:33, Fortitudo Pomezia 1 e così di Genzano 0. Ha segnato Matteus. Mammarella, Matteus prima di Alessio Gattarelli. Ruggero prova la suolata, perde il grip col pallone. È partito Micheletto, finta di andare da lui, si va invece ad Oliveira, che ha toccato per ultimo. Torna Moliterno, quindi niente di grave per il capitano della Fortitudo. Elogiato ora dai suoi tifosi. Taborda, palla per Micheletto, entra nel campo e serve Taborda. Ancora Micheletto, vuole l'1-2 con Fusari, scarico, Taborda, poi Matilara, protezione e scarico. Fusari con la suola, vuole la pressione mister Angelini. Lara, Fusari incontro, terzo uomo è Lara, Micheletto invece torna da Fusari.
gira nella sua metà campo Lecositi, rischiando un po' sulla pressione della Fortitudo, costretta a buttarla via Micheletto, che ha toccato per ultimo. Rimessa Fortitudo, Dudu vuole l'isolamento contro Matilara, lo ottiene, Dudu finta di andare sul destro, va col mancino Dudu, incrocia e batte Mammarella, ha raddoppiato la Fortitudo con l'assolo di Dudu. 2-0. raddoppio della Fortitudo, porta la firma del numero 30, Edoardo Alano. Edoardo Alano. Ripetiamo la scelta di Dudu, ha cercato l'isolamento, ha voluto l'isolamento, finta di corpo per andare sul mancino, quindi finge di andare sul destro, vola sul mancino, incrocia col piede meno buono forse, ma l'esito è il migliore. Avanti di 2 la Fortitudo e time out quasi obbligato per Mr. Marin. Si torna a giocare, Matilara ha mosso il pallone senza l'autorizzazione del direttore di gara, quindi si deve ripetere l'operazione. Stavolta è tutto regolare. Fusari, Taborda, scodella nello spazio, gran palla per Micheletto, 2 volte Micheletto, 2 volte Moliterno. Chiude la porta in faccia al numero 77, ha toccato poi Fusari sul rinvio di Moliterno. Rimessa Fortitudo. Bueno. Dudu, cambio lato per Cutrignelli. Servito Bueno, sfida Fusari. La lavora col mancino, Cutrignelli a 2 tocchi da Dudu che torna proprio dal 17, poi Bueno in mezzo Dudu. Palla sanguinosa di Bueno, Micheletto trova Fusari, torna però Cutrignelli senza fallo, anzi il fallo lo subisce, il fischio arriva ora, arriva anche il cartellino per Fusari. 9:42, primo ammonito del match Cristiano Fusari per il fallo commesso su Cutrignelli e terzo fallo anche per Lecositi. Dudu verso Cutrignelli, la tiene, pallone killer per Raubo che in qualche modo riesce a deviarlo su Bueno che controlla e scarica su Cutrignelli, lotta con Taborda, finisce giù il 14, fallo di Cutrignelli. Quarto fallo per la Fortitudo e Micheletto a sfidare nuovamente Cutrignelli. Passa Micheletto, pensa anche alla conclusione, mancino smorzato da Raubo e perda facile per Moliterno che rilancia verso Bueno che non ha un controllo felice. Primo tempo sottotono del numero 11 fin qui. Fusari con l'esterno da Taborda, imbucata verso Matilara, non trovato il numero 5. Da sottolineare comunque la risposta del pubblico che ha riempito il Palalavinium nonostante appunto l'orario il giorno forse un po' proibitivo, non c'è spazio più per nessuno, solo posti in piedi al Palalavinium e fin qui non saranno sicuramente delusi. Cutrignelli prima di Matilara, non c'è il fischio e Fusari allora l'ha già mossa perché di là c'è Micheletto solo, servito il numero 77. Taborda viene incontro Fusari,
Sbaglia il tocco per Micheletto, poi Fusari alla meglio sulla seconda palla. Micheletto prova col tacco, Cutrignelli commette fallo, e il quinto fallo della Fortitudo. Viene anche ammonito Cutrignelli. 8-18, con un peso importante sulle spalle per la Fortitudo, che deve difendere senza commettere fallo. Ma mancano 8 minuti e 18 secondi alla pausa, episodio che può spostare l'inerzia della gara o comunque della prima frazione. Vediamo se ne approfitterà la squadra di Marin. Fusari prova ad andare solo, Bueno lo contiene e arriva puntuale la richiesta di time out di mister Angelini, che ora dovrà predicare calma per quanto possibile e chiedere ai suoi di non commettere errori. Si torna a giocare, 8-14 alla pausa, sempre Fortitudo avanti di 2. Moliterno che andrà a lungo verso Dudu, lascia sfilare Taborda, manda fuori giri Dudu, e allora possesso per l'Ecocity. Fantesele, Nem, Micheletto, ancora il 99, poi Taborda, sfida Dudu e lascia poi a Fantesele. Micheletto, controllo così e così, accomoda poi con la suola per Fantesele, che vuole l'uno contro uno con Bueno, poi cambia lato ancora su Leo Micheletto. Nem ondeggia e scarica, isolamento per Fantesele, cerca il cambio lato, Raubo è ben messo, permette alla Fortitudo di rimettersi. Dudu scarica e va via. Bueno ancora per il 30, Raubo prima di Micheletto, protezione e scarico, ottimo lavoro di Raubo. Bueno, poi Dudu, si infila Bueno, cercato, arriva Fantesele però, 3 contro 3 di là. Fantesele sfida Cutrignelli, prova a passare, Cutrignelli solo sul pallone, tutti in piedi per l'intervento di Cutrignelli, si è preso anche un rischio ma è stato preciso. Poi Cutrupi a duellare con Taborda, Dudu, Cutrupi, Cutrignelli in banda, passa su Micheletto, Cutrignelli verso il secondo palo, Mammarella provvidenziale col piede sinistro a dire no, vicino al gol del 3-0 la Fortitudo, però ora deve difendersi. Allora Nem sterza su Cutrignelli, ancora Cutrignelli, rischia perché la palla passa, Taborda contro Dudu, Taborda, Nem, ancora il 14, Fantesele la mette giù, si muove Nem, la palla ancora per Taborda, Nem la vorrebbe in banda, Micheletto la ottiene sui piedi, poi Fantesele contro Raubo, prova la giocata ma si dimentica il pallone, lo ritrova ancora Fantesele, Taborda 2 tocchi, Nem, palla di là, Pablo Taborda, occhi negli occhi con Dudu, scarico, Micheletto per Nem, murato da Cutrupi, soltanto angolo per l'Ecocity, che ha lavorato ai fianchi per arrivare a calciare. Nem fuori per Taborda al volo, Moliterno blocca, vorrebbe anche far ripartire Cutrignelli, è così, Micheletto prima, Cutrignelli poi, arriva prima di Micheletto, fallo del numero 77.
ottenuto il massimo Cutrignelli. 5-31. Rivediamo prima Fantesele, poi Cutrignelli, fischiato Ponte a Micheletto. A dialogo il quartetto di Angelini. Su come eseguire questa palla inattiva Raubo e Lugero nei pressi dei pali. Dudu è buono sul pallone. Vediamo chi andrà. Si allontana Bueno, allora forse Dudu andrà in porta o sceglierà un tocco per Lugero. Vediamo, c'è il fischio. Dudu, palla per Lugero, forte! Mammarella 2 volte anche sul tocco di Raubo. Angolo fortitudo. Ottima risposta di Mammarella. Stiamo già giocando, palla alta, Romano la tocca e Lugero la protegge. Intanto rivediamo il mancino forte, fortissimo di Lugero, Lopez. La parata a terra di Mammarella. Matteus. Gattarelli, Cutrupi. Matteus. Cambio lato, Gattarelli. Cutrupi indica la via, Gattarelli si immola senza palla. De Oliveira torna con i tempi giusti e accomoda per Mammarella. Fantesele, Romano col tacco, Gattarelli prima di De Oliveira. Pallone non è uscito, allora Cutrupi dentro per Gattarelli, controllo, va sul mancino, perde il tempo per calciare, ci prova poi in un secondo momento, ottiene comunque rimessa, sembra dire va bene lo stesso, va bene anche così, rimessa fortitudo, chissà che ora possa andare a calciare il numero 4, Matteus forte verso il secondo palo, provvidenziale Romano, che poi accomoda per Fantesele. De Oliveira incontro, gioca a muro, Fantesele chiede 1-2, poi Taborda, è arrivato De Oliveira, sterza Taborda, Gattarelli ancora col brivido sul numero 14, Romano, Fantesele, De Oliveira incontro, prova a tornare dal 99, Cutrupi arriva prima, Matteus, Gattarelli, sbaglia allora Taborda, 4 contro 3 possibile, Taborda sposta sul mancino, murato da Gattarelli, dal ritorno di Gattarelli, che poi non è stato nemmeno l'ultimo a toccare. ...245 secondi alla pausa, Matteus con l'esterno da Lugero, la tiene e fa salire i suoi, Gattarelli, Matteus, ancora per Lopez, protezione e come sempre prova ad andare, murato da Romano, poi Nem di là, sul destro, Nem, deviazione di Matteus, che se la mette in porta da solo, croce e delizia Matteus, accorcia le distanze, Lecositi che torna a contatto, 2-1. Lugero Lopez, la muove su Matteus, Cutrupi, Matteus, Gattarelli, arriva la pressione forte di Nem, Gattarelli verso Lugero, c'è Fusari, De Oliveira, la sposta sul mancino, De Oliveira, palla larga, prova a sfruttare il momento Lecositi, Molitierno, lungo, verso il 9, pallone imprendibile, Romano, Fusari, Nem, sfidato Gattarelli, Nem prova a passare, Nem 2 volte,
poi Moliterno, Cutrupi con la solita palla per Ruggero Lopez che tira e viene anche calpestato da Nem involontariamente. L'ultimo tocco è proprio del 9 che si è calciato a questo punto sul suo piede. Mammarella accomoda per Romano che va da Fusari, solo con la suola il numero 7. Ora sfida Gattarelli, va forte in porta. Fusari all'improvviso, attentissimo Moliterno, centrale sì, ma molto potente il sinistro del 7. Nem cercato De Oliveira, controllo col petto a deludere l'intervento di Matteus. Poi Ruggero Lopez la perde sul contrasto con Romano che si lancia, lo ha visto De Oliveira ma non l'ha servito, anzi è tornato Ruggero Lopez. Ora spinge la transizione di là la Fortitudo. Matteus, Ruggero, controllo così e così. Romano nello spazio per Fusari, arriva sulla palla, Fusari suolata, De Oliveira con la punta, Moliterno sul primo palo. Un mix di belle giocate da una parte e dall'altra. Ottimo lavoro di Fusari che con la suola accomoda per De Oliveira. Moliterno è molto molto bravo a parare sul primo. Moliterno, Bueno, Matteus dal numero 11, palla a metà, Romano è nel posto giusto, Nem prova a calciare, colpisce De Oliveira, un po' di confusione, forse anche un po' di pressione di troppo per la Fortitudo che sta subendo il ritorno dell'Eco City. Bueno, Dudu, Matteus ancora alla ricerca del pivot che è Raubo, poi Dudu col tacco, 1:35 da giocare. Raubo, Matteus, Dudu ancora dal 26, Bueno di là. Matteus era partito senza palla, non hanno visto i compagni, poi Bueno, pallone così e così, c'è il tocco di mano di De Oliveira, ravvisato prontamente dal direttore di gara perché poi De Oliveira era finito a terra. Quinto fallo anche per l'Eco City, ma di tempo ce n'è molto meno per la Fortitudo rispetto a quello che ha avuto la squadra di Marin. 1:16 alla pausa. Bueno dopo il tocco di Matteus, palla verso Dudu, poi Matteus si complica un po' la vita e regala una rimessa all'Eco City. Romano, Micheletto entra dentro al campo, guarda la porta, serve De Oliveira, ultimo tocco sempre il suo. Bueno, Matteus, Bueno e poi Dudu. Romano senza fallo, poi Fusari entra nel campo, De Oliveira prende posizione, Fusari vuole l'isolamento, Fusari va da solo, poi accomoda su Romano, gran palla per De Oliveira, poi Romano, ottimo lavoro di De Oliveira, gran connessione col capitano Romano, puntata forse troppo debole. 33 secondi, così di ancora in avanti. Romano, doppia suolata, Raubo prova a ripartire e poi è impreciso nel tocco su Dudu. Micheletto la muove, Romano con lo sguardo cerca De Oliveira forse per l'ultima giocata della prima frazione. Romano ora col pallone dal numero 11, con la suola da Romano riesce a passare il numero 4 fino in fondo. Moliterno fa buona guardia, il pallone è anche uscito. 13 secondi e palla nelle mani del 22 che cerca e trova Raubo, poi Dudu. Bueno deve puntare De Oliveira, non fa in tempo
Arriva ora il suono della sirena. A riposo Fortitudo Pomezia ed Ecositi si sono dati battaglia, ma alla meglio. Per ora la squadra di Angelini 2-1 a riposo.
Si torna a giocare al Pallalavinium, siamo tornati già live, è appena iniziato il secondo tempo di Fortitudo Pomezia Ecositi Genzano, il primo è terminato 2-1 in favore dei padroni di casa. Non ci sono particolari cose da segnalare se non forse le condizioni di Michelangelo, rimasto fuori e con una vistosa borsa del ghiaccio sulla coscia. Vediamo se riuscirà a prendere parte anche a questa seconda frazione. La muove l'Ecositi, che deve rimontare ora soltanto un gol, che è riuscita ad accorciare le distanze grazie all'autorete di Mateus, propiziata dal destro di Nem, terminata sotto le gambe di Moliterno, che quindi è chiamata ad una prestazione elevata, forse maiuscola in questa ripresa, per cercare di rimettere le cose a posto. Taborda la muove per Fusari, poi Micheletto, ancora beccato dal pubblico, adesso un po' più timidamente, un po' a fasi alterne. Taborda sulla pressione della Fortitudo, si agganciano Micheletto e Cutrupi, lontano dalla palla, viene ammonito Cutrupi. (18:51), primo ammonito della ripresa Christopher Cutrupi dopo 1 minuto e 9 secondi. È il primo fallo. Fusari cerca e trova De Oliveira, senza fallo Mateus. Taborda, Micheletto, palla in banda per De Oliveira, Mateus arriva prima. Micheletto, De Oliveira esce dai blocchi, Micheletto sul destro, prova a calciare, murato da Cutrupi. C'è anche il tempo di dirgli qualcosa. Taborda, Micheletto, imbucata di Taborda precisa per De Oliveira, ottimo lavoro dell'11, Solata ad eludere l'arrivo di Mateus, mancino murato da Gattarelli, sarà angolo per l'Ecositi. Micheletto, palla fuori, Pablo Taborda, destro potentissimo, deviato da Mateus, che per poco non finisce all'incrocio. Poi De Oliveira accomoda sul mancino, De Oliveira verso la porta, solo esterno della rete, ancora una deviazione, ancora angolo per l'Ecositi. Micheletto fuori stavolta per De Oliveira, che si coordina e colpisce altrettanto bene. Moliterno non riesce a bloccare, rimane in pressione l'Ecositi. Solida giocata stavolta, Taborda, poi Mateus, Taborda sulla seconda palla, De Oliveira controlla, De Oliveira col piattone, Moliterno col petto e Mateus manda via. Micheletto, Fusari, Micheletto incontro Taborda nello spazio, Gattarelli prima del 7, poi Mateus, Lugero, Lopez cerca l'imbucata verso Cutrupi, non c'è spazio, allora torna da Gattarelli, Mateus sul contromovimento di Cutrupi, trovato Gattarelli, poi Lugero, Mateus forte col destro, palla distante dai pali difesi da Mammarella. Taborda,
De Oliveira, scarico, messo giù. Secondo fallo. Lo sa De Oliveira. 17-19 da giocare. Taborda, Micheletto. De Oliveira è contro, Taborda e ancora il 77. Pressione di Cutrupi. Prova ad andare, Cutrupi con una sciocchezza. Doppio giallo per Cutrupi. Terzo fallo. E anche espulsione per Cutrupi. 17-8 sul cronometro. Episodio chiave al Pala Lavinium. Esulta il settore ospiti dedicato ai tifosi dell'Eco City. Fa ok con la mano Micheletto. 2 minuti di apnea totale per la Fortitudo. 4 contro 3 con un gol di vantaggio. Dentro Mentasti per difendere l'inferiorità. Taborda. Micheletto. Nem. Micheletto la muove veloce l'Eco City. De Oliveira torna dal 14. Nem incontro, poi Pablo Taborda. Nem verso Micheletto. Impreciso e Mentasti dice qualcosa cercando di andare via al numero 77. Aveva rinviato Moliterno. C'è un altro cartellino, stavolta nei confronti di un uomo della panchina. Stanno per saltare quasi tutti i nervi al Pala Lavinium. Moliterno verso Mentasti. Rimessa ai Cositi. Taborda per Fantesele. Taborda, Fantesele, ancora il numero 14 per il 99. La muove sul limite l'Eco City, poi Fantesele decide di andare da solo. Palla alta e Moliterno indica la via a Cutrignelli. Ancora Moliterno, Fantesele con un grande aggancio volante. Poi Mentasti. Mateus sulla pressione di De Oliveira. Spara più lontano che può. È messa comunque per l'Eco City. 16-14, ancora 1 minuto e 6 secondi in superiorità per la squadra di Marin. Fantesele in angolo per De Oliveira, deve uscire fuori. Taborda 1-2 con Fantesele, controllo così e così. De Oliveira la deve alzare per Taborda che la mette giù, poi Fantesele suolata. De Oliveira ancora palla alta. Taborda non si fa ingolosire troppo dalla conclusione del volante e allora ancora a duettare con De Oliveira che ora mette giù col petto. Taborda pensa anche alla conclusione, Mateus saggiamente fa sfilare. 15-39, poco più di 30 secondi e poi sarà nuovamente parità numerica.
Moliterno, Taborda prima di Cutrignelli, Nem accomoda, De Oliveira, 3 contro 2, De Oliveira calcia, Matteus Mura. Nem, Taborda, chiama la giocata Mister Marin, tornato Micheletto sul parquet, Taborda col mancino, Matteus sempre ben appostato, ultimo tocco è di Cutrignelli. 12 secondi al 5 contro 5, Cutrignelli la mette giù, prova ad andare da solo, Cutrignelli prova a passare, torna Micheletto, poi Mammarella, 3 secondi, Taborda, Micheletto, torna, 5 contro 5, Nem calcia forte sul primo palo trovando la manona di Moliterno, è tornato in campo Dudu, sfinito Cutrignelli lascia il posto a Raubo, cambia tutto il quintetto mister Angelini. Deve ribattere l'angolo. Palla fuori. Mammarella con le mani. Taborda, Nem. Controllo orientato dentro al campo, palla lasciata lì a Taborda, c'è Fantesele solo, l'ho visto e servito il numero 14, ora riceve ancora dal 99, in banda da De Oliveira che lascia sfilare, De Oliveira, solata su Moliterno, che riesce a metterla in out, Taborda, Fantesele, Taborda chiede 1-2 a De Oliveira, torna Raubo, poi Dudu, spinge la transizione, poi ci ripensa, cambio lato su Gattarelli, entra nel campo Dudu, palla verso Bueno, ce l'ha sul mancino, va sul destro, dentro Gattarelli, Mammarella prima del 4, soltanto angolo per la Fortitudo. (14 minuti e 7 secondi, Matteus dall'angolo, si muove Raubo, torna, scusate, Dudu dall'angolo, torna da Moliterno che prova a servire nuovamente il 30, palla decisamente lunga, dentro anche Romano e Lara nelle Cositi, Fantesele, Mati Lara, Gattarelli in pressione senza fallo, Romano prova ad andare, Bueno arriva. E poi Moliterno, la vuole ancora Dudu, Fantesele prima del 30, rimessa Fortitudo. Dudu, arriva Bueno, spazio anche per calciare, va in porta Bueno. Tocco di Mammarella provvidenziale, ci ha pensato un pochino, poi ha capito che poteva calciare e l'ha fatto. Poi Dudu male dall'angolo, Matilara prova a ripartire, il campo è finito, Bueno sul punto di battuta, 13:30, Raubo, Bueno, Dudu, rischia di perderla sulla pressione di Nem, va da Moliterno che la alza verso Gattarelli, Nem non la tiene in campo dopo l'intercetto di Fantesele. Dudu, Gattarelli, Bueno, sterza su Fantesele che non si fa superare, ancora rimessa per la Fortitudo. Bueno, Gattarelli, Dudu, sta arrivando Raubo, servito Bueno, impreciso il tocco del 18, allora Matilara a mettere ordine, Fantesele e Fusari, tornato sul parquet probabilmente per puntare la difesa della Fortitudo. Eccolo Fusari che prova a scappare via,
Romano, scavetto, Fusari la perde, Dudu, ultimo tocco di Matilara, Dudu da Raubo, poi Dudu non riesce a tenerla in campo, è tornato anche Mentasti. Romano, Fusari, Romano, ottima protezione di Mentasti su Matilara, torna sul parquet anche Cutrignelli, Dudu Mentasti, chiesto 1-2, Mentasti nello spazio, Raubo però ha fatto un movimento contrario, Romano protegge sull'uscita di Mammarella che la gioca su Fusari, duetta con Matilara, rischia di perderla, poi la regala alla Fortitudo e Marin lo striglia anche un po', gli dice gioca, pensa a giocare, perché forse ha detto qualche parolina di troppo a Matilara. Palla buttata anche di là da parte di Mentasti, 12 minuti e 4 secondi da giocare, ritmi che si sono un po' abbassati dopo quei 2 minuti di superiorità per l'Eco City, dove però la Fortitudo si è saputa difendere. Cutrignelli, Dudu, Mentasti e poi Raubo in banda, doppia suolata e scarico per Mentasti, l'ultimo tocco è di Micheletto. Raubo, Moliterno, la chiama Cutrignelli, la vorrebbe Cutrignelli, Matilara in traiettoria, Dudu torna da Moliterno, ancora dal 30, Cutrignelli, c'è Raubo in banda, Cutrignelli si va a chiudere, riesce a trovare Raubo che prova a girarsi su Romano ma non va, Lara torna da Romano, palla scodellata, Cutrignelli prima di Micheletto, a lottare Cutrignelli e Micheletto, fallo di Micheletto, senza provvedimento disciplinare ancora, primo fallo della ripresa per l'Eco City. Moliterno, palla alta verso Raubo che non può proprio arrivare, Mammarella, si muove Matilara, lo tiene con lo sguardo Mentasti, Fusari, cercato Matilara, arriva prima di Mentasti senza fallo, numero 5, poi Dudu rischia un po', torna da Moliterno, ancora Dudu, vuole una palla lunga verso Cutrignelli, breccata dall'Eco City, fallo di Cutrignelli su Fusari, è il quarto della ripresa. Fusari, Romano, ancora Fusari, chiede ai suoi di prendere campo, Micheletto, Romano e poi Matilara, Micheletto incontro, servito, Micheletto, suolata, palla tra le gambe di Mentasti, Fusari con la gran giocata, Fusari in porta, Moliterno con la gran risposta, gran pezzo di bravura di Fusari, suolata mancina e poi conduzione verso la porta, destro violento verso Moliterno. Si ripartirà con una rimessa anzi con un fallo, quindi secondo fallo per l'Eco City, fallo ravvisato dal direttore di gara che onestamente mi ero perso. Fusari, Romano per Micheletto, di prima da Mammarella contro il movimento di Siddi, primi minuti per lui quest'oggi, Micheletto, gran traccia per Romano e Moliterno manda in out. Micheletto per Fusari,
giocata su Gattarelli, centrale il mancino, ipnotico Fusari, poi Moliterno, Mammarella prima di Ruggero, senza fallo. Gattarelli, Mateus, Gattarelli, Bueno, movimento di Gattarelli non servito perché c'è la chiusura di Fusari. Si muove Ruggero, serie di contromovimenti, palla però a Mateus, ora verso il 9, Romano arriva prima, fallo di Ruggero, quinto fallo anche nella ripresa, stavolta ci ha messo anche meno Lecositi ad arrivare a questo traguardo. 9:39 da giocare, fallo di Ruggero e quinto fallo. Applaude Mister Marin, urla Mister Angelini. Le due facce della medaglia del derby che fin qui conduce la Fortitudo per 2-1. Micheletto, la sposta sul destro, Micheletto in volo, Moliterno la toglie dall'incrocio. Siddi dall'angolo, palla forte dentro, deviazione di Bueno, rimessa ai Cositi. Fusari, Taborda, Micheletto rischia di perderla, poi scarico sul 14 senza paura Lecositi, impreciso Fusari, rimessa Fortitudo. Gattarelli, Mateus alza per Ruggero, controllo col petto, la lascia lì, Taborda, fischiato fallo di Bueno, sesto fallo, tiro libero per Lecositi che ha il pallone per tornare sulla parità. Si prende la responsabilità Leonardo Micheletto, l'ex di giornata, dopo aver procurato un'espulsione. (8:58 da giocare) dentro Alessio Gattarelli per provare ad opporsi al mancino di Leo Micheletto. Fischi incessanti del Palavinium. Micheletto sistema con cura il pallone. Si attende solo il fischio che arriva ora. Parte Micheletto, ha pareggiato Lecositi 2-2 e va a esultare con i suoi tifosi. Non si tiene Leo Micheletto, gol all'andata, gol al ritorno e adesso siamo 2-2. Mateus prova ad andare da solo, deviazione, angolo, 8:50 da giocare, entra nel vivo il derby. Dodù, palla scodellata, Gattarelli al volo, palla alta.
Sono saltati i nervi a Pomezia, scene che non vorremmo mai vedere. Nella confusione più totale, quello che riusciamo a capire, l'unica cosa che sono riuscito a rubare dal campo è che Marin ha richiamato i suoi nello spogliatoio, quindi Lego City sta lasciando il campo, ma non riusciamo a dirvi purtroppo qual è stato l'episodio che ha scatenato tutto. Sul risultato di 2-2, 8:48 ancora da giocare, Lego City lascia, vediamo se momentaneamente soltanto, il campo da gioco, e quindi non ci resta che attendere le decisioni che arriveranno dal campo. Non appena avremo delle novità saremo pronti ad aggiornarvi. Per ora rimanete sintonizzati. Ci sono entrambe le dirigenze in campo a colloquio. C'è la terna che ora si sta dirigendo nello spogliatoio, probabilmente per prendere una decisione definitiva su questa gara.
che non sembra oggettivamente avere le carte in regola per poter proseguire. La Fortitudo è ancora in campo, non c'è l'Eco City, quindi non ci resta che attendere, sperando che possa tornare il mare calmo a Pomezia. Allora invitiamo tutti i presenti qui al Palladium a riprendere posto, per favore tutti seduti, per favore, perché la gara sta per iniziare, quindi invitiamo tutti a sedersi nei rispettivi posti. Arrivato invitiamo tutti a il primo annuncio da posti. parte dello speaker, che invita tutto il pubblico a rimettersi ai propri posti, perché la partita sembrerebbe riprendere, anche se manca l'Eco City. La Fortitudo è radunata con un solo uomo al comando, Ciccio Angelini, che vuole far passare il brutto tempo e cerca di non far uscire totalmente dalla partita i suoi, per quanto sia possibile poi, perché è chiaro che questi eventi rischiano di compromettere totalmente la serenità dei giocatori in campo.
come state vedendo ora anche il presidente Tuccillo lascia la tribuna diretto verso lo spogliatoio dei suoi. Rimaniamo sintonizzati per cercare di dare passo passo tutte le indicazioni più precise possibile. Ricordiamo comunque, come potete vedere anche voi da casa, a 8:48 si è fermato il tempo, si è fermata la partita, il risultato era sul 2-2, al doppio vantaggio della Fortitudo hanno risposto prima l'autogol di Matteus e poi il tiro libero vincente di Micheletto. Dispiace perché stavamo assistendo davvero a una bella partita e, come ho detto fin da subito, sono cose che dovrebbero rimanere lontane dai campi di gioco, a maggior ragione se si parla di un campionato di Serie A.
Da quello che riusciamo a vedere sembra che Lecositi stia per lasciare definitivamente il palazzetto. Quindi intanto ripercorriamo tutto quello che di bello c'è stato fino all'episodio brutto che ha drasticamente interrotto questa gara. Come detto, poi si è interrotta sul 2-2 grazie alla regia che ci manda i gol. Derby stappato da una gran giocata di Matteus, che in assolo sposta e calcia dal centro del campo e batte Mammarella. Poi il raddoppio con Dudu, altra gran giocata, finta di andare sul destro e mancino violento in porta per il doppio vantaggio della Fortitudo. E poi la risposta dell'Ecositi, che torna a contatto grazie all'autorete sfortunata di Matteus, propiziata dal destro ad incrociare Dinem. Il primo tempo che va agli archivi sul 2-1. Poi nella ripresa saltano subito i nervi. Pomezia subito arriva a 6 falli. Micheletto si presenta dal dischetto del tiro libero e Alessio Gattarelli non può nulla. Gol del 2-2 che fissa appunto la partita sulla parità. Da lì in poi, da lì a pochi secondi, la sostituzione a Micheletto, l'esultanza prima, che comunque non dovrebbe far notizia. La sostituzione e poi tutto quello che è successo dopo. Cerchiamo ancora di capire quale sarà l'epilogo di questo tardo pomeriggio qui a Pomezia. Il settore ospiti si è svuotato completamente, quindi credo che la mia deduzione sia corretta. Manca soltanto l'ufficialità, ma da quello che vedo e quello che capisco, Lecositi, se non ha già lasciato l'impianto, sta lasciando il palazzetto. È ancora in campo la Fortitudo. Vediamo Mentasti e Molitierno a colloquio con qualcuno della tribuna. C'è anche l'addetto stampa Alessandro Bellardini, ci sono Matteus, Bueno, insomma tutta la Fortitudo è ancora in campo, ma pian piano sta lasciando il campo anche la Fortitudo. L'ultimo a lasciare il campo è Nicola Cutrignelli, che ha parlato a lungo con i suoi sostenitori.
ora anche Gattarelli e Raubo. Noi attendiamo ancora notizie ufficiali dal campo. Credo che la partita possa definirsi sospesa, ma attendiamo l'ufficialità. Notizie ufficiali che stanno per arrivare dal campo. Noi attendiamo sempre qui, attendiamo, eccolo l'annuncio dello speaker. Scusate, bisogna spostare tutte le macchine che sono qui fuori al piazzale davanti al pullman delle Cositi, bisogna fare largo e far uscire i giocatori e le squadre, quindi chiunque ha la macchina qui sul piazzale è pregato di spostarla, grazie. Ci aspettavamo un annuncio sulla gara, l'annuncio è più di ordine pubblico, se così si può definire, perché comunque ci conferma che l'Eco City sta andando via, perché si inizia a muovere il pullman della squadra di Mr. Marin, che pian piano lascia definitivamente il palazzetto. A questo punto c'è da capire quali saranno le sorti di questa gara. Arriva ora l'ufficialità dal campo, la partita tra Fortitudo Pomezia ed Eco City Genzano termina nel peggiore dei modi, anzi non termina perché viene sospesa quando mancavano 8 minuti e 48 secondi da giocare nella ripresa sul risultato di 2-2 e quindi poi dovremo attendere ulteriori indicazioni sul proseguio di questi 9 minuti scarsi da giocare. Si sta svuotando definitivamente anche il palazzetto, che comunque abbiamo visto ben affollato e gremito. Ottima risposta per questa partita che si presentava come la più bella forse di questo turnus. Quindi prima di salutarci facciamo un recap rapido di quello che è accaduto, quando al minuto 8:48 un gesto folle ha messo fine a questa partita, perché ancora non sappiamo bene cosa è accaduto, ma ne è venuta fuori una ressa
tutte e due le panchine in campo, e sul risultato di 2-2 la partita è stata tecnicamente sospesa. Padron Tuccillo ha ordinato ai suoi di lasciare il palazzetto, quindi l'Ecositi Genzano ha lasciato il palazzetto e quindi ribadisco, la gara è tecnicamente sospesa e attendiamo nelle prossime ore la decisione del giudice sportivo. Io vi saluto, ringrazio tutti quanti per averci seguito, chi dall'inizio, chi durante, chi soltanto sul finale. Ci aspettavamo sicuramente un finale migliore, è stata tanto bella finché è durata e speriamo appunto che possa proseguire senza più queste scene. Un saluto da me, Lorenzo Savi, da Pomezia. Per oggi è tutto.